tradizioni culinarie sono vive e presenti nel territorio. A dimostrazione di ciò, il grande afflusso di pubblico per la 19ª festa di Apoenta in Piazza Indipendenza, a conclusione dei festeggiamenti della Fiera del Rosario. È un segno delle comunità che nel loro complesso costituiscono San Donà di Piave, in cui danno la possibilità di farsi conoscere e di far apprezzare le loro capacità culinarie. È uno dei tanti modi per far sentire il significato di essere in qualche modo, anche a livello di frazione e non solo di centro, delle vere e proprie comunità. Siamo particolarmente contenti di aver visto una risposta entusiastica da parte delle persone, di averla riportata in piazza e di averla resa quindi un punto di aggregazione qualificante della nostra città, aperta un po' a tutte le età, perché ci sono di fatto dai bambini, giovani, adulti, quindi siamo particolarmente contenti di questa 19ª edizione. Le frazioni in piazza, ognuna con una proposta culinaria diversa, dalla salsiccia al musetto al salame, ma tutte con un unico denominatore comune, lei, la polenta. Siamo con il presidente della Proloco qui di San Donà di Piave. Come sta andando la manifestazione? Benissimo, sotto tutti i punti di vista va benissimo. Siamo soddisfatti, respiriamo a profondi polmoni perché ormai la giornata ha preso una via eccezionale. Protagonista della giornata la polenta bianca, calda, appena tolta dalla pentola o a fette, ma sempre unica, con quel sapore inconfondibile che riporta alla memoria il vissuto e il passato di queste terre. Veniamo da Vicenza apposta per assaggiare la polenta bianca che non abbiamo mai mangiato e poi pesce di tutti i tipi. Buonissimo, grazie! Cosa devo dire? Che è buono, li mangiamo? Andiamo poi in stie. Dove venite? Noi siamo siciliani, nella provincia di Trapani. Ci troviamo qua, però apprezziamo anche la cultura locale, ci piace molto e quindi ci piace comunque anche molto assaggiare quello che offre il posto, diciamo. Complimenti perché è veramente eccezionale, al pari dei piatti della nostra zona, quindi niente da invidiare. Cosa pensate di questa festa di San Donà di Piave? È giusto che le tradizioni siano mantenute.